Questo è il bel panorama che vedo dalla mia finestra dell'ufficio, in comune, da Cittavecchia al Palazzo del Genio Civile, fino alla torretta del municipio, che guarda verso Miramar. Oggi però è un giorno speciale, è l'ultimo giorno che metto piede qua dentro, perché è venuto anche per me è il momento di mollar tutto e di andare finalmente in pensione. Ma mi domando se mi mancherà sta scrivania, sti muri, i visi dei miei colleghi. Ma chi lo sa? Penso però che più di tutto mi mancherà quella finestra dove ogni mattina, drio il vetro, veniva a trovarmi il Cocal. È il Cocal, sì, è il mio amico Cocal. Tutto ha cominciato tempo in drio, quando non potevo fare a meno di andare a sentarmi davanti di lui, che stava là, a aspettarmi. E se guardavamo oltre al vetro, quasi a volersi capire l'un l'altro. Volevo farmelo amico, e di casa mi ero portato le crocchette del gatto. Te ha capito subito il mio gesto, ma te avevi le idee poco chiare. Vetro, è duro. Allora cominciai a mostrartele una alla volta e a buttartele fuori. È incredibile, te le ciappavi al volo. Mi pareva di dargli di mangiare un can e non un Cocal. Però volevo che te venissi a mangiare delle mani e te l'ho fatto. La fiducia aumentava costantemente e te se facevi ammirare sempre più da vicino. Te mi guardavi incuriosito, quasi a cercare di capire cosa che volevo di te. E devo dire che io ero veramente meravigliato che te mi lasciassi guardarti in sta maniera, senza accennare minimamente a scampare via. Ti aspettavi paziente che mi fossi stufato di guardarti gli occhi, la lingua, ancora un poco anche le tonsille e quel becco che ormai avevo imparato a conoscere bene. Devo dire che all'inizio il me faceva un poco di paura, così lungo e così duro, con quel suo rostro che non aveva proprio niente di affidabile. Pensavo che comunque qualche brutta beccata me la avessi ciappata, magari anche senza voler, e invece no. Te sei a dimostrare incredibile nella tua maniera di fare, nella tua maniera di saper aspettare, diria quasi nella tua maniera di farti capire. Così passava i giorni e ogni mattina ci trovavamo per farsi 4 crocchette insieme. Si giocava e si scherzava, anche facendo finta di far baruffa per l'ultima crocchetta. Ma te sono sta in gamba. Non te ha mai alzato le mani e mai te me ha morsicato. E adesso eccomi qua, a fare le ultime robe in questa mia ultima giornata di lavoro. Devo dire che sono proprio contento. Anzi, di più. Non ho proprio niente che mi tegni. Proprio niente. Che
Che bugiardo che sono. Sono veramente bugiardo. E mi sento anche un poco male. Perché so che domani ti passerà. E che non te mi troverà più drio di quella finestra. E so che mi dispiacerà. Che mi dispiacerà tanto non essere là, come ogni mattina.